L'ANAS rassicura ancora una volta sulla stabilità strutturale del ponte Cannavino, una buona notizia giunta nel corso della riunione tenuta in prefettura, con all'ordine del giorno la sicurezza di alcuni dei viadotti che insistono sul territorio della provincia di Cosenza. Ma la vera notizia è che il ponte di Celico prossimamente sarà inibito al traffico per altri 8 mesi, un periodo molto lungo durante il quale automobilisti e autotrasportatori dovranno utilizzare i percorsi alternativi come è stato fatto durante la prima chiusura totale del traffico, avvenuta dal giugno ad ottobre del 2017. Insomma, sarà anche sicuro il Cannavino, ma ha ancora bisogno di interventi massicci. I lavori che saranno effettuati sul viadotto e che costeranno ai cittadini 8 mesi di chicane e agli esercenti dell'area altrettanti di sacrifici economici renderanno la struttura in linea con i criteri antisismici. Nel frattempo saranno intensificati i monitoraggi, un sistema di rilevamento della stabilità che in caso di variazioni fa scattare l'impianto semaforico che impedisce la circolazione sul ponte. Fin qui il ponte di Celico, che non è l'unico osservato speciale. Ce ne sono altri tre, il Canal Grande di San Nicolarcella, l'Emoli 1 e l'Emoli 2, ancora sulla statale 107 Silana Crotonese, nei pressi di San Fili. Anche in questo caso l'ANAS ha dato ampie rassicurazioni al prefetto Galeone, che ha chiesto comunque di assicurare a sindaci e cittadini un costante flusso di informazioni sia per quanto riguarda le fasi del monitoraggio che per quelle successive dello stato dei lavori. Nel prossimo periodo l'ANAS metterà sul tavolo risorse importanti per le infrastrutture calabresi. 25 milioni saranno destinati alla manutenzione straordinaria, oltre che del Cannavino, anche del Bisantis di Catanzaro e del ponte sull'Allaro nel Regino.